Ci troviamo alla Locanda Rosa di Cima d'Olmo e per la rassegna Germogli di Primavera vi presento il piatto: tortino di patate e carletti su crema di asparagi verdi, uovo in camicia, punte d'asparago bianco IGP e speck croccante. Vi presento gli ingredienti. Per la salsa di asparagi verdi ci serve il porro e gli asparagi verdi di Badoere IGP. Invece per il tortino di patate e carletti abbiamo bisogno delle patate, che poi andremo a lessare, i nostri carletti e gli asparagi verdi. Abbiamo poi le uova per l'uovo in camicia, lo speck che poi andremo a passare in piastra per renderlo croccante e le nostre punte d'asparago bianco. Per la salsa di asparagi verdi prendiamo il porro, lo tagliamo finemente e lo rosoliamo in padella. Ci aggiungiamo gli asparagi verdi e portiamo in cottura. Dopodiché, una volta cotti, li frulliamo. Per il tortino di patate, invece, prendiamo le patate, le portiamo ad ebollizione e le lessiamo. Dopodiché le peliamo e le tagliamo a cubetti. Prendiamo i nostri carletti, li cuociamo in pentola. Una volta cotti, li possiamo anche tagliuzzare finemente. Li aggiungiamo alle patate precedentemente cotte e tagliate e amalgamiamo il tutto con un uovo, formando un tortino, che andremo a cuocere in forno poi a 120 gradi. Condiamo il nostro tortino con olio, sale, pepe e della paprika. Per l'uovo in camicia portiamo ad ebollizione 1 litro d'acqua con 100 ml di aceto e acqua salata. Con la frusta, quando l'acqua è arrivata ad ebollizione, creiamo un vortice mescolando forte, togliamo la frusta, inseriamo l'uovo e aspettiamo i 3 minuti di cottura. Per lo speck croccante, tagliamo una fetta di speck alla fettatrice e poi la andiamo a passare o in padella antiaderente o sulla piastra in modo da cucinarla e renderla bella croccante. Prendiamo gli asparagi, tagliamo solo le punte e le andiamo a lessare solo 2 minuti. Una volta che abbiamo tutti gli ingredienti pronti, andiamo ad impiattare. Quindi disponiamo la nostra salsa di asparagi verdi nel fondo del piatto, ci appoggiamo il tortino di patate e carletti, sopra andremo a metterci il nostro uovo in camicia, le punte d'asparago e la nostra fetta di speck croccante. Buon appetito!